Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questi titoli più importanti del pomeriggio. È morta in un ospedale del Messinese a 20 giorni dal parto Elisa Pierangioli. La quarantenne avrebbe contratto un'infezione insieme alla piccola che ha messo al mondo. Aperta un'inchiesta. Ritenuta parzialmente incapace Laura Di Dio, la 32enne di Pietraperzia che avrebbe ucciso la suocera Margherita Margani di 62 anni, è quanto emerso durante l'incidente probatorio. Nel Messinese una donna di 60 anni è rimasta sfregiata al volto con dell'acido da un uomo all'uscita dalla messa pasquale. Il fatto è venuto alla luce dopo giorni di indagini, si cerca l'aggressore che pare la vittima conoscesse. Si trova ricoverato in prognosi riservata un 21enne rimasto coinvolto oggi in un incidente a Ragalna. Il giovane viaggiava a bordo di un mezzo a due ruote quando ne avrebbe perso il controllo. Si è concluso con esito negativo l'incontro tra i curatori giudiziari e le sigle sindacali per la procedura di licenziamento collettivo dei dipendenti di pubblici servizi di Catania. C'è la possibilità di un'eventuale cassa integrazione. Per approfondimenti vi basterà visitare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Buona serata.